Edizione straordinaria, eccoci qua un po' al buio, ma è anche per favorire, diciamo, il colpo d'occhio, il best vista di questo ristorante che si chiama come l'albergo. Il Pellicano. Ecco, si chiama il Sì, Pellicano e quindi sono qui con uno chef che ha un nome e cognome che è tutto un programma, Michelino Gioia, che praticamente è salito praticamente a nord rispetto alla Posta Vecchia dove aveva ottenuto la stella Michelin un po' di anni fa, sì. facendo un giro abbastanza ampio, cioè, Sì, non ha preso proprio, ha preso la via di Roma, mi sembra. sì, anziché fare l'Aurelia ho fatto praticamente Roma, Parigi e poi sono scendendo mi sono fermato a Pellicano. Ecco, e Chiamo- quindi, ecco, quindi da sopra, quindi Sì, da sopra. è arrivato da noi. Quindi Michelino Gioia, quindi appena arrivato qui al Pelicano, questa è la stagione 2018, Esatto. ecco, quindi con l'apertura immagino a Pasqua, insomma, quel Sì, periodo no, io là. sono arrivato al Pellicano il 15 gennaio e poi ho dovuto rimettere su tutto lo staff, tutto il gruppo della cucina, Sì. di cui sono due brigate, uno per il Pellegrill, perché qui sono due realtà, c'è il ristorante Il Pellicano che è il ristorante gourmet aperto solo la sera, solo per il dinner, e poi Quindi abbiamo qui, il... ecco, Esatto, questo è il Pelicano serale. Diamo anche un colpo d'occhio sulla sala all'interno, chiaramente stagione estiva, tutti vogliono chiaramente cenare fuori, poi se sì, qualcuno eventualmente ha freddo, chiaramente, ecco questo è il colpo d'occhio, quindi del Pellicano siamo quindi sull'Argentario, i esatto. coperti come vedete non sono pochi. No, facciamo su, abbiamo una media di 40 coperti, invece al Pellegrill, che è aperto sia al lunch che al dinner, praticamente sono una media di 40-50 a pranzo e 70-80 al dinner in alta stagione. E poi abbiamo tutto il servizio snack che va servito sia in spiaggia, in spiaggia al bar, e poi c'è il breakfast la mattina che va dalle 7:30, la 7:30 alle 10:30, sono 50 camere, pertanto sono 100 persone, e poi ci sono i room service, insomma, ecco. Quindi uno degli alberghi più famosi del mondo, il ristorante che è stato anche per un certo periodo pluristellato, poi Sì, il sì, con chef la presenza quando c'era Antonio Guida, in 13 anni che è stato Antonio Guida, è riuscito a riconoscere, avere tantissimi riconoscimenti come le 2 stelle, insomma, il Grand Chef, insomma, ha avuto grandi... Poi Antonio è andato al Mandarin a Milano, io poi, ripeto, come ho detto poc'anzi, ho fatto il giro per Roma e poi ecco, sono ritornato in famiglia, diciamo, ecco, in qualche modo. Bene, 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 quindi benvenuto quindi al Pellicano. Allora, se vogliamo dare anche un colpo d'occhio al grill, perché anche il grill devo dire non è niente male, lo chef è No, no. sempre chiaramente... Allora, l'executive sono io, c'è un altro chef che segue, il Pellegrill, il concetto che vorremmo dare al Pellegrill, partendo un po', rafforzando un po' questo concetto da quest'anno, è praticamente il Pellegrill fare una cucina molto più toscana ma che prende spunto dalle regioni limitrofe, mentre al gourmet vorremmo fare una cucina molto sempre italiana ma avendo un pochettino spunti a livello internazionale, basandoci sempre molto di più sempre sul prodotto, facendo una cucina molto essenziale con pochi ingredienti e cercando anche per quanto riguarda la presentazione, insomma, ecco, di non, come dire, camminare nei piatti ma essere abbastanza, focalizzarsi molto sul prodotto principale, ecco. E il concetto che vorremmo sviluppare è proprio quello di 3-4 elementi per ogni piatto, ecco. È una cosa che diciamo in tanti ma poi in pochi riusciamo a farla perché poi ci facciamo prendere un po' dal... Quindi meglio togliere un ingrediente che Ma io aggiungerlo. credo che forse il vero lusso, ma non solo oggi, ma poi in futuro, non è l'ostentare, ma il togliere. Cioè, più si è, l'eleganza è più nell'essenziale che nell'abbondanza, insomma, ecco. Credo che sia quello il vero lusso di oggi. Quindi Un piatto in che un senso? piatto bandiera, il piatto che può, come Ma dire, spiegare questo che abbiamo appena detto. sì, allora, ecco, ma potrebbe essere, facciamo uno spaghetto di camut, chiamato bruschettato, praticamente non è altro che una crema di pane sotto abbrustolita, poi c'è questo spaghetto camut fatto tirato con ancora bruschetta di pane e pomodorini datterino dell'azienda Sfera, e poi sopra c'è un dingolo fatto con pomodori e finocchi, ed è molto semplice, molto estivo, olio buono della Toscana, molto essenziale. Questo potrebbe essere, ecco, un esempio, ecco,
come potrebbe essere anche il piccione che facciamo con taccole, una salsa di nocciole e campari e la coscetta farcita con le sue interiori e foie gras. Poi non bisogna dimenticare che siamo sul Monte Argentario, qui siamo alle pendici. Esatto. Poi prendiamo molto anche sull'Argentario, che è molto ricca quando riguarda la produzione del pesce, e loro mangiano molto queste zuppe. Se andiamo a leggere un pochettino la tradizione della cucina dell'Argentario, loro mangiano molto queste zuppe di pesce con l'aggiunta quasi in ogni zuppa loro hanno sempre questi peperoni. Infatti noi abbiamo fatto una zuppa di caldaro, che è una zuppa tipo il caciucco. Fatto questa c'è caldaro qua, come in Alto Adige. Esatto, qui c'è il caldaro però di pesce ed è come se fosse il caciucco praticamente. Con questa base noi poi facciamo una aromatizzata dei peperoni e poi facciamo la gallinella di mare, da non confondere con la gallina, ecco. Sì. La gallinella di mare che viene poi cotta in un brodo di pesce a 60 gradi e poi viene servita con questa crema di caldaro sotto. Poi abbiamo praticamente il filetto tranche di pesce cotto poché nel brodo di pesce, aromatizzato allo zenzero e lemongrass, e poi viene servito con questi peperoni grigliati sopra e foglie di ostrica. Quindi i francesi direbbero la bouillabaisse. Sì, più o meno, anche se la bouillabaisse insomma un po' diversa, ma comunque sì, più o meno. Quindi ogni paese chiaramente ha la sua zuppa di pesce con i pesci poi, locali. Poi insomma diciamo che anche se cambiano le regioni, ma se noi andiamo a guardare un po' nelle cucine regionali, quasi in tutte le cucine regionali troviamo il baccalà, per dire, come troviamo l'acciuga, ma perché nei tempi antichi il baccalà e l'acciuga erano quei prodotti che maggiormente si potevano trasportare da una parte all'altra, e vista anche la povertà che poverini i nostri antenati hanno vissuto, era anche un modo per poter comprare un cibo accompagnato anche dal sale, che all'epoca la cosa più essenziale era il sale. Ma al di là di questo è anche dovuto al fatto che, ripeto, questi prodotti erano più facili trasferirli, trasportarli dal mare verso l'entroterra, e quindi quasi in ogni regione troveremo sempre questi due pesci azzurri abbinati col sale in salamoia, che venivano consumati. Ecco, arrivando qui mi sono accorto che poi questa zona assomiglia un po' anche alle vallette ferraresi, no? Quindi il mare che incontra queste lagune, no? Anche qui vallette in un certo senso. Molto... Quindi anche pesce di acqua dolce, non so, l'anguilla. L'anguilla non sta un po' a metà. Un po' a metà, dobbiamo arrivare un po' più sul lago di Bolsena, un po' più nell'entroterra verso il Viterbese, dove c'è comunque la produzione di anguilla. Perché nell'entroterra è molto consumata, se andiamo a vedere un po' nella storia. E qui proprio sull'Argentario no, perché insomma, con tutto questo pesce che hanno, anche se adesso un pochettino va sempre un po' a scomparire, purtroppo abbiamo rovinato un po' tutti i mari negli ultimi periodi, insomma, ecco. Rischiamo che se continuiamo così fra 10-15 anni tocca mangiare solo pesce d'allevamento, insomma, se non facciamo qualcosa per proteggere i nostri mari e la riproduzione di grandi. Però ripeto, l'Argentario secondo me rimane ancora uno dei posti dove si trovano i migliori pesci in Italia. Anche perché siamo praticamente sul Tirreno. Sì, sul Tirreno, ed è poi un'altra cosa, e poi è quasi poi un isolotto, poi no? È quasi come zona, certo, insomma. certo. È un cap, direbbero sempre i francesi. Mentre Mentre Michelino Gioia, do you from? Dove allora, io sono di origine campana, anzi mezza campana, mezza molisana. Sono nato in provincia di Benevento e praticamente sono proprio a 2 chilometri dal Molise, di cui ho avuto mamma molisana e padre campano. E poi ecco, ho iniziato la mia scuola alberghiera, poi ho iniziato a fare le varie esperienze, le mie esperienze dove ho fatto, sono partito da strutture tipo dove si faceva grande banchettistica, parlo degli anni 90, perché adesso ormai sono parecchi anni. E poi sono stato poi a Cesenatico, ho fatto 2 stagioni a Cesenatico, Perugia. Cesenatico, di cosa si trattava? Cesenatica, vabbè, nelle prime zone, perché io ho fatto proprio la vera cavetta, come un po' tutti quelli che hanno la mia età, insomma. Sono partiti da pizzerie, ristoranti, poi piano piano ho iniziato a fare gli alberghi di 3 stelle, 4 stelle, e piano c'era piano... il bistrò a Cesenatico, ai adesso tempi d'oro, poi dove partirono poi alcuni chef. Sì, ecco. Io poi al Cesenatico ho lavorato sia in un hotel
l'Hotel Britannia, che negli anni 90 era uno Viale Carducci, era un grande albergo, Sì. 4 stelle ma un grande albergo, e poi ho lavorato anche, poi sono tornato a fare un stage con Vincenzo Cameruccio quando lui stava al ristorante Lido Lido di Cesenatico, Certo. grande professionista. E quindi ecco, la mia carriera è stata così, sono partito, ho fatto 2 stagioni a Cesenatico nel periodo in cui andavo a scuola, poi ho fatto un'altra stagione a Perugia, all'Osteria dell'Olmo, un'altra struttura molto carina all'epoca, e poi vabbè, ho fatto 2 o 3 esperienze all'Isola d'Elba, dove facevo sempre strutture resort durante il periodo estivo, poi vabbè, sono stato a Sale Cedurzio, Passo d'Aprica, Passo d'Aprica, Dove dove poi Andalo. per qualche anno c'è stata una stella Michelin, Sì, sì. dove è passato anche Pantani, tra Sì, l'altro, sì, sì, ecco, sì. lo ricordano ancora, quindi Sì. ecco. Vabbè, quella è una zona molto, Eh. molto folcloristica, molto caratteristica, poi diciamo. In realtà praticamente sono state esperienze che sono durate una stagione, perché Sì, sì, quello, chiaramente no, sì, quello sì, quelle sono per Michelino Gioia, insomma, non ha 80 anni, ecco. No, sono periodi, sai, i primi anni con la voglia di sapere, la voglia di conoscere, quindi è ovvio che facevi le stagioni, cambiavi posto, però io sono sempre tornato poi nello stesso posto in più stagioni. E poi ecco, l'Isola d'Elba, dopo l'Isola d'Elba ho iniziato a fare insomma l'Hotel Baglion di Bologna, dove ho fatto anche lì 7 mesi, e da lì poi sono venuto come capopartita al Pellicano nel 98, lontano 98. Ah, ecco, quindi il Pelicano è un déjà vu. Quindi il Pellicano per me è un po' casa mia, insomma, ecco. Sì. Quindi, Che era poi un albergo con il ristorante per gli alloggiati, sì, che facevamo chiaramente già essendo all'epoca, uno dei migliori secondo me, alberghi. credo che il Pellicano è stato comunque sempre un'icona come ospitalità. Sì. Diciamo anche che in quegli anni la ristorazione d'albergo era anche un po' considerata diversamente dall'importanza che gli si dà oggi. E praticamente, però già all'epoca c'era questo nuovo progetto, infatti nel 2000 poi facemmo la cucina nuova al Pellicano, e abbiamo avuto quindi lì ci fu il cambio di un altro chef che è stato qui 5 anni, Stefano Di Salvo, che adesso lui è l'executive a Shanghai, del Marriott di Shanghai, e poi è arrivato Antonio Guida, che abbiamo fatto il nostro percorso insieme con Antonio, e poi io mi sono spostato giù alla Posta Vecchia, Antonio Guida è rimasto su al Pellicano, e poi entrambi insomma più o meno insomma, si trovano in giro le nostre esperienze, insomma, ecco. E come esperienza poi ho avuto la fortuna, perché lavorando poi al Pellicano e poi di conseguenza alla Posta Vecchia, ho avuto la possibilità che d'inverno ero libero per fare ulteriori esperienze, e quindi da lì poi ho fatto quindi un periodo al Four Seasons di Milano con Sergio May, un altro inverno lo feci con Pietro Lehmann, una stella Michelin a Milano. Quindi cucina vegetariana. Vegetariana, all'epoca sì, è vegetariana, che forse quando sono stato io ancora facevo un paio di portate, verdure e pesce, poi alla fine insomma ha Sì, fatto... sì, anche perché poi al Gioia sono riusciti a tornare al vegetariano a richiesta appunto dei clienti, Sì, e sì, quindi ma è stato un penso effetto, che devo dire, molto bello. grande esperienza, penso che sia una bellissima esperienza, e se pensiamo che lui ha fatto la ristorazione in una cucina vegetariana 25 anni fa, Certo. chapeau, perché insomma era veramente, bisogna dire che era veramente avanti. Anzi, adesso non è a più quel- l'unico ristorante stellato Sì, però in Europa vegetariano, perché ne sono nati degli altri, penso Però che secondo faccia me anche lui molto è quello, piacere. è l'apripista del ristorante Ecco. vegetariano che è stato, secondo me è stato lui. Ma poi al di là della cucina vegetariana di Pietro Lehmann, secondo me la cosa bella con lui era proprio la filosofia che ti trasmetteva, no? Ti faceva sempre l'esempio molto pragmatico, era praticamente che con 1 chilo di carne massimo fai mangiare 4 persone, con 1 chilo di fagioli puoi far mangiare magari 15 persone. Poi se uno va a pensare tutto quello che uno impiega per produrre 1 chilo di carne, a differenza di 1 chilo di fagioli, insomma, ecco, erano tutti questi concetti che era affascinante, insomma, farsi. Infatti c'è rimasto ancora un bel rapporto con lui. E poi vabbè, dopo Pietro Lehmann è stato Bruno Barbieri a Ville del Quar, 2 stelle Michelin. Poi ho fatto un'esperienza prima allo Spoon con Alain Ducasse a Londra, che sempre d'inverno, perché poi d'estate Ecco. in quei 3-4 mesi d'inverno. Perché chiaramente Michelino Gioia insomma, sì, perché potrebbe poi sembrare un ottantenne dal curriculum, ma in realtà, come vedete, è giovane. Ecco. Sì, ho 43 anni, Ecco. e quindi praticamente l'inverno lo approfittavo, perché eravamo chiusi alla Posta Vecchia, perché dal 2003 poi ho fatto lo chef alla Posta Vecchia, e quindi l'inverno lo approfittavo per andare a fare queste esperienze, a volte come stage, a volte lavorando, insomma, ecco, in questo modo qua.
E quindi poi lo Spoon Alain Ducasse, Bruno Barbieri a Villa del Quaro quando aveva 2 stelle Michelin, poi ho avuto un'esperienza con Isola Rizzo con Giancarlo Pirbellini, bellissima esperienza anche lì. Poi un'altra esperienza, un altro inverno con Mauro Uliassi. Poi sono ritornato su a Londra al Dorchester 3 stelle Michelin sempre con Alain Ducasse. Non so se mi sfugge qualcosina, insomma. Poi ho lavorato 2 inverni all'Hotel Eden a Roma quando c'era ancora Enrico Del Finger, questo però prima che venissi qua. E poi altre esperienze che ho fatto, poi quest'inverno nel frattempo che attendevo l'apertura a Roma, perché aspettavamo queste famosissime concessioni, ho fatto altre 2 stage anche poi in Francia, al Clarence a Parigi, 2 stelle Michelin, e poi a Colmar al ristorante Jace, 2 stelle Michelin. Non so se ho dimenticato qualcuno, però penso che più o meno i posti che ho fatto questi sono. Insomma. Beh, curriculum devo dire niente male. Ho girato un pochettino. Sì. E poi comunque una stella Michelin già conquistata appunto a fatica, perché chiaramente il Pellicano aveva già 2 stelle Michelin, immagino, quando è arrivato alla prima alla Posta Vecchia. No, quando si aspettava la seconda stella al Pellicano, ecco, e così è arrivata. In quel momento lì. Esatto, è arrivata la prima nel 2007 per il 2008 alla Posta Vecchia. E poi nel 2010 è arrivata la seconda al Pellicano. Sì. Quindi, però insomma è stato tutto costruire giorno per giorno. Posta Vecchia ha dovuto attendere un po' di più, mantiene attualmente la stella Michelin? No, la Posta Vecchia con la mia partenza, perché all'epoca so che quando partiva lo chef, quando sono andato via, io so che è stato in quell'anno lì è stata tolta. Però credo che c'è uno chef molto bravo e penso che se non è quest'anno, fra qualche anno riprenderà sicuramente la prima stella. Perché chiaramente perché poi è rimasto il mio secondo che ha fatto lì 2 anni, insomma, ha fatto con me 7 anni il chef, pertanto credo che, o perlomeno me lo auguro, poi ecco. Perché immagino sia arrivata una proposta indecente, insomma. Immagino. Sì. Ecco, non solo invernale, ecco, una proposta che era poi, lo possiamo dire, era uno degli Parco dei Principi, uno degli hotel a Roma. Sì, Parco dei Principi, ma io sono stato con il gruppo Naldra, quindi io ho seguito l'apertura insieme nel frattempo che attendavamo l'apertura, le concessioni che non sono mai arrivate poi a Parco dei Principi, che dovevamo fare su all'8° piano un altro corner con ristorante gourmet, bar, insomma, il progetto era molto bello. Nel frattempo, sempre con lo stesso gruppo Roberto Naldi Collection, abbiamo aperto lo Splendid Royal di Parigi, che è un small hotel di 5 stelle dove praticamente abbiamo una suite, 12 suite molto belle, e poi lì abbiamo aperto a fianco un piccolo ristorante bistrò, così chiamato, a pranzo molto cucina italiana, usando tutti i prodotti italiani. Mi sono divertito moltissimo con quell'apertura, e la sera un pochettino più un po' la bistronomia, insomma, che bistrò che adesso quasi tutti abbiamo questi bistrò, insomma, perché certo. Anche perché ci liberiamo un po' dai immagino che al grill si mangi meglio, no? Non come dal sauce blanc von Nass, no? L'ancien auberge è quello dove poi in realtà si gustano meglio i piatti, però è vero che per certe occasioni, no? Ci vuole chiaramente il grande ristorante, ecco, quindi servizio impeccabile, tutto curato nei minimi particolari. Anche se dobbiamo comunque capire e leggere un po' anche le aspettative degli ospiti. Oggi gli ospiti vogliono, la maggior parte cerca sempre vuole mangiare bene, ma vuole sentirsi anche abbastanza disinvolto, ecco, in qualche modo nella ristorazione. È una tendenza, infatti, non per niente, per questo motivo che nascono sempre di più i bistrò. Se guardiamo anche i più grandi chef, insomma, sono al di là, il ristorante gourmet con 2-3 stelle Michelin è una cosa, e poi magari vanno ad aprire i bistrò, insomma, che sono meno impegnativi forse a livello di gestione, credo. Però ecco, secondo me siamo italiani e dobbiamo portare avanti la nostra tradizione, sia la grande ristorazione gourmet, la bistronomia, siamo ricchi di questa, ne possiamo offrire, insomma. Quindi se adesso vogliamo chiudere l'intervista e vogliamo anche chiudere il ristorante, parliamo della pizza gourmet. È vero che è un tabù in Italia fare una pizza al ristorante stellato, pluristellato. Allora lei la farebbe mai? La pizza gourmet la devono fare i pizzaioli, perché secondo me la pizzeria, anche quella è un'arte, e vanno, soprattutto anche lì c'è tanto lavoro, quindi vanno, come dire,
tutelati e supportati perché fanno un lavoro molto pesante anche loro. Poi da lì a fare la pizza gourmet, la buona pizza, ok, il ristorante, cioè secondo me nel ristorante gourmet devi avere molto più tecnica, nel senso devi saper fare i lievitati, la pasta fresca, certo. Quindi comunque il pane lo devi fare, devi fare le focacce, chiaramente. Fare solo la pizzeria gourmet con una stella Michelin, io No. per quello che so Però io, no. Poi potrebbe essere un piatto come un altro, esatto, come la pizza, poi no? è ovvio che, come dire, c'è questa discussione che insomma è già da un po' di anni che se ne parla. Poi ecco, fare una guida dove si vengono riconosciute le grandi pizze, i grandi professionisti di grande qualità, quello sì. Però credo che dalla pizzeria gourmet al ristorante gourmet, insomma, ecco, penso che sia un po', sono due percorsi diversi. Ecco. Qui se io volessi mangiare una pizza è disponibile qui nei vostri outlet, no? Si dice No, così? sì, outlet, corner. No, nei nostri ecco, outlet ecco. per adesso. Neanche giù sotto no, in per piscina, adesso, per adesso ancora no. Per adesso ancora no. Nessuno nega che in futuro magari possa succedere, però ecco. Una pizza che lei farebbe, che le piace, che mangia quando va in Allora, pizzeria. io quando vado fuori, la pizza che mangio io è la pizza margherita. Con un po' d'olio d'oliva buono sopra, foglie di basilico. Quella è la mia pizza Proprio preferita. basica, senza neanche Esatto. toccare Per me bufala, quella è la vera quindi pizza. Poi proprio tutto il resto ne fior di vogliamo- latte. Oppure qualche volta la schiacciata con La marinara. la bufala, rucola e pomodorini. Ecco, queste sono le due pizze che mangio io. Sono un pochettino molto Che poi è la scomode. pizza gourmet. Esatto, quella è la pizza gourmet. Cioè, la vera ma pizza secondo me, gourmet. sai, poi la pizza gourmet, se vogliamo possiamo dire anche che lì è impasto di farina fatto bene, una volta fatto l'impasto di farina base fatto bene, poi è chiaro che noi quando mangiamo a tavola mangiamo col pane, no? Certo. Quindi volendo noi possiamo fare sempre comunque un disco di pizza bravissimo. fatto per bene, impasto Bravissimo. lievitato, e poi sopra ci andiamo a montare un piatto, poi volendo la pizza la puoi abbinare con Poi voi tantissime. quando vi ritrovate, chiaramente anche voi pranzate, cenate, c'è un giorno alla settimana che si fa la pizza. Anche? Mi raccontano. Sì, sì. Ecco, quindi Ha c'è un voglia. giorno alla Sì, settimana. sì. Ecco. Voglia. Bene, con questo noi avevamo veramente chiuso qui dal Pellicano. Grazie a Grazie tutti a signori. Michelino Grazie. Gioia. Grazie, buona serata.